la statua di Monte Prama, la civiltà nuragica era già un ricordo. Scusa, siccome non stavo registrando, potresti ripetere quello che hai a testé sostenuto? Volevo dire, come mai improvvisamente in Sardegna, nonostante che la cultura nuragica sia scomparsa, si parla di costruzione ciclopiche fatta da genti nuragiche? Ma sono stati i sardi o i nuragici a costruire i giganti di Monte Prama? I giganti di Monte Prama sono costruiti dai sardi, ma non dai sardi nuragici. I sardi nuragici ormai non costruivano più nuraghi, erano i loro nonni che li costruivano, ma loro in realtà non hanno più realizzato nuraghi, non hanno costruito tombe di giganti, usavano le tombe che vediamo lì a Monte Prama e realizzavano modelli di nuraghi raffinatissimi come realizzazione, ma solo come un'astrazione, un ricordo di quello che i loro avi avevano realizzato. Ma come mai queste statue non hanno niente a che fare con tutte le tematiche precedenti, sia dal punto di vista dello stile, che faccio un esempio, questi qua per la prima volta hanno costruito statue. Secondo la stragrande maggioranza degli archeologi, i nuragici non costruivano statue, ma bensì magari forse menhir, ma non di certo statue. Costruivano menhir e menhir anche con le caratteristiche anche formali dell'umano, ma in questo momento, qui nel momento di Monte Prama, noi dobbiamo vedere un orizzonte diverso, quindi in Sardegna i nuraghi non vengono costruiti, i popoli che vivono in Sardegna hanno una loro cultura, una loro civiltà e addirittura si scopre la realizzazione di grandi statue. La novità nel Mediterraneo è proprio questa, perché nel VII secolo, quando in Sardegna vengono realizzate queste statue, in Grecia ancora non era sorta la grande scultura greca. E allora il vero interrogativo, la vera scoperta che dovrà essere naturalmente verificata in realtà poi nel corso degli anni, ma non è che per caso i greci si sono ispirati alla scultura sarda? E questo è il grande interrogativo, perché siamo più vecchi di almeno un secolo. Quando inizia la scultura greca, Monte Prama aveva già più di... Siccome molti dei nostri telespettatori non sanno niente della cultura greca, ci puoi dare delle datazioni più precise? Qual è la datazione della cultura greca e eventualmente delle statue di Monte Prama? Anche perché il Rengi non parla di un secolo, ma addirittura di 3 secoli, si parla dall'11° all'8° secolo. Quindi da quello che ho capito, se la matematica non è un'opinione, la cultura micenea del VII secolo. Allora, dunque, i sardi conoscono i fenici nel X secolo, 1100 a.C. Per la prima volta ci sono questi contatti. I fenici approdano in Sardegna, approdano proprio qui vicino dove siamo noi, approdano a Nora. Lì realizzano dei magazzini. Magazzini di che tipo? Magazzini, cosa intendi per magazzini? Perché siccome questi fenici erano dei commercianti, andavano in giro per il Mediterraneo a vendere le loro merci e a comprare le merci che trovavano sul posto. Sanno che nell'isola ci sono minerali, ci sono dei grandi territori da sfruttare tra virgolette, perciò creano questi contatti commerciali. I sardi li accolgono benissimo perché vengono in pace. Allora abbiamo questi contatti, arrivano dall'Oriente, la Fenicia non è lontano da Creta, la civiltà micenea ha ancora dei contatti con i sardi. Noi troviamo reperti micenei nel fondo dei nuraghi, per esempio nel nuraghe a Rubbio di Orroli, sotto il pavimento della stanza del mastio si è ritrovato un pezzo di ceramica micenea che è la prova concreta dei contatti che avevamo con i micenei e quindi con quelli che poi diventeranno, da cui nascerà l'arte greca. Ringraziamo il maestro Carta per questo primo intervento. Adesso seguirà la seconda parte di questa prospettiva culturale che
apre veramente nuovi orizzonti partendo da Monti Prama per spingerci verso il Mediterraneo, per spingerci verso il mondo orientale.